Bene ragazzi, a tutti raccomando Veneziano, torniamo su GP4 per le ultime gare del Mondiale 91, siamo in testa ma con pochi punti da Nigel Mansell, comunque qui a Monza, pole position per Ayrton Senna, raga, la macchina adesso la sento bene, dopo momenti un po' difficili siamo tornati a dominare, ultime 4 gare non vinte 3, quindi insomma Ayrton è in straforma, andiamo, Gran Premio di Monza, meteo previsto, sereno e chiaramente si gode. Vai raga! Dobbiamo portare a casa un'altra vittoria, poi portare a casa il mondiale 91, che è un obiettivo importante per Ayrton, visto che ha già deciso. Allora, che partenza orribilante. Le Williams sono forti, ragazzi. Però sono subito in chicane un po' lungo Ayrton. Ai ai ai. Ci è andata bene, raga. In modo sappiamo che è una gara balorda, nel senso o vado benissimo o vado malissimo. Comunque abbiamo 4 secondo, se tiene, se bene. Se non erro 69 Ayrton, 62 Nigel. Looking like an attack down the inside. He nipped back inside it, tremendously cheeky. Adesso devo solo sperare, la macchina la sento velocissima e con una tenuta abbastanza buona. Se non mi tradisce, non so, se non mi tradiscono i componenti, il motore, freni, cambio. Yes, tremendous charging first lap as we've come to expect, and to great effect. Well, down in the pit lane, the man who's got the story for us, Tensione. Jonathan Palmer. What is it, Jonathan? Well, apparently Certo che è un po' il cazzo sta telecronaca, ma va bene. Motore, non mi tradire. Cambio, non mi tradire. Freni, lo stesso. Vai. New fastest lap of the race goes on the caption. And they're really just chipping away at this fastest lap. There's nobody going quicker by leaps and bounds. Brutto errore, scatto il testa a coda qua. Cioè, se non erro in 2 gare l'affidabilità. No, lungo, mi ha tradito. Che cazzo, brutto errore. Comunque Mansell secondo intanto. Soprattutto su un colpo sento la macchina burbera, scorbutica. Non capisco il perché. Sto registrando alle 3 di notte, quindi le mie capacità psicomotorie sono diciamo un po' così, oltre a quelle mentali e di dialettica, insomma. Però questo riesco a fare, ragazzi, durante le feste. Troppo cibo mi ha rincoglionito ancora di più. C'ho il pat non tiene, Mansell è una bestia. E Mansell è veramente continuo, costante proprio. La costante manselliana. Yellow flag, intanto yellow flag ma non è Nigel. Yellow ma non è Nigel. New fastest lap of the race. New fastest lap of the race goes on the caption. And they're really just chipping away at this fastest lap. There's nobody going quicker by leaps and bounds. Ancora lungo. Attenzione che Mansell è vicinissimo adesso. Che a puttana. Capelli fuori, incidente per Ivan. Incidente per Ivan. E io... niente, la macchina non mi tiene. La macchina non tiene. Infatti a 2 decimi. In questo momento sto sfruttando la velocità della macchina che comunque è molto molto superiore. Gli aggiornamenti McLaren nella seconda parte si fanno sentire. La macchina è migliorata moltissimo. Appena detto Mansell mi supera. No!
Mansell vuole riaprire il mondiale. No. Angel chiude tutto, ma Senna è un pazzo. Torniamo davanti. Gara tiratissima qui a Monza. Gara che non amo particolarmente. Infatti non ho mai bei risultati qua. Attenzione ancora Nigel. Bloccaggio di Ayrton. Ma questo veramente è un sorpasso. È un controsorpasso da paura. Qua ha fatto una gran curva, ragazzi. Chicane strepitose. Per un decimo Nigel. Yellow flag ma non è Nigel. Yellow ma non è Nigel. Alesi trasmissione. Raga, basta un errore, siamo fuori, per piacere Kuma. Anzi, Ayrton, portacela a casa. Serve la quarta vittoria in 5 gare. Cioè, Mansell poche vittorie, ma fiori. O vittoria o secondo, cioè, tantissimi secondi posti, se non erro, per il leone inglese. Qua mi sta aiutando tanto la macchina, che non è mica un missile, perché di certo non ho un passo da vittoria. Parabolica. E andiamo per il final lap comendiano. Ayrton vuole ipotecare. Un secondo adesso. Now this is the start of the last lap. The 1 lap to go signal. Stai buono. Ocio. No, eccola qua. No, Mansell mi aiuta, incredibile, che culo. Qua Mansell mi ha aiutato con un piccolo tamponamento. Grazie Nigel. Mamma mia, che cagata. Ma Nigel ci ha provato, giustamente. Testa coda, mamma Nigel. Ma mi ha salvato anche il gioco, sinceramente. Nessun danno significativo. Siamo stati molto fortunati qua. 8 decimi. Forse Mansell. Attenzione, Mansell ci prova, lo sento. Lo percepisco. Mamma mia. Attenzione Patrese, intanto forse Mansell ha esagerato. Attenzione Patrese a 1,3. Mansell ha sbagliato, perché l'ho sentito vicinissimo, però non c'è stato nessun contatto. Questo può essere veramente un bel colpo di fortuna per Ayrton. Tanto Patrese, c'è Patrese, noi andiamo a vincere comunque la gara con molta fortuna. Yes. Yes, yes, yes. Grande. Raga, Mansell è finito terzo a Monza. Adesso la McLaren è fenomenale. Ecco, io mi aspettavo 17-16 vittorie consecutive. Adesso sento che la macchina là proprio è superiore all'inverosimile. Quindi abbiamo già un bel vantaggio. Non dico, il mondiale è quasi vinto, secondo me, salvo veramente colpi di scena mostruosi, ma stiamo zitti che è meglio. Comunque Paul per Ayrton, secondo Nigel, terzo Gerhard, quarto il Rick, o il Pat. Non è prevista pioggia per la gara odierna. Vai raga, ennesima pole per il campione brasiliano. The man in the green flag will go across. There he is, he's ready, they're ready to go now. Go, go, go. And they get away very quickly indeed. Partenza. They get a brilliant start. Migliore rispetto a Monza, ma sempre fatica. Then there was a contact. Nigel è in prima posizione, però ho il passo per vincere, Almeno la qualifica ho rifilato un secondino a Nigel, qualifica perfetta. Andiamo in gara. Se non erro. Ayrton 79.
he's right Nigel, alongside 66. him. No, dropping back a bit as they come out Fuga the left del hand. brasiliano The Magic. And looking like an attack down the inside. He nipped back inside him, tremendously cheeky. Quella grande sfida con Prost, 3 anni meravigliosi. 2 vittorie di Ayrton, una di Alain. Adesso c'è la grande sfida con Nigel. Ricordiamo sempre che Senna ha già deciso il giorno del suo ritiro. 1 maggio 94 a Imola. Ultima gara, poi si ritira. E vuole provare nuove esperienze, vuole stare in famiglia. Non vuole trascurare più le altre cose, la Formula 1 è tutto, però ci sono anche i sentimenti, quindi Ayrton ha deciso così. Massa ragazzi, però Alesi terzo, non è un brutto passo, è inglese, anzi, qua sbaglio io però, sono un po' troppo prudente, sto troppo pensando alla classifica. E Ayrton non è Yes, così. looks like a man who means business today. He's certainly charging. Ok, Nigel a passo, in qualifica l'ho massacrato. But you have to watch for the man trying to make the charge Devo dire che sto behind him. sbagliando anche poco, mi sono sembrato sfiga, a parte il culo dell'ultimo giro di Monza, ma stavo uscendo in un buon momento anch'io come players. Ayrton vuole il mondiale però. Ayrton ci sta provando, se ne frega che ha un vantaggio di 13 point. No, mamma mia, lotta senza un senso logique, come si suol dire. Qua siamo bene però, siamo molto più veloci della Williams. Eccola qua, giro record di Ayrton. But they're really just chipping away at this fastest lap. There's nobody going quicker by leaps and bounds. Un super fastest qui all'Estoril. Ricordiamo che Ayrton vive anche in Portogallo, non ci sono i Gran Premi europei, quindi è un po' a casa. Tanto yellow flag ma non è Nigel, yellow ma non è Nigel. Comunque complimenti a Nigel che ha fatto una caterva di podi, di secondi posti. Purtroppo ha trovato una McLaren e una Ayrton fenomenali per il momento. Un secondo e 6. Seconda parte di mondiale straripante per l'asso brasiliano. And they're really just chipping away at this fastest lap. There's nobody going quicker by leaps and Se non sbaglio, bounds. una gara che non ho vinto per problemi tecnici comunque. Forse Magny-Cours mi pare. Sono un po' incoglionito, ma mi chiedo bene. Un secondo di vantaggio e stiamo ipotecando. Chiaramente non ho capito l'errore di Mansell, probabilmente ha tentato il sorpasso e ha fatto un testa a coda qualcosa, perché comunque a secondo o terzo insomma, e poi per carità, meglio per noi, però non l'ho proprio capita. Sta pitturando Ayrton per il momento, yellow flag ma non è Mansell, ma no sì. L'incidente, attento alle morbidelli, no, out of the race per motore. In questo momento la McLaren sembra di un altro, attenzione, sembra di un altro pianeta. Stiamo attenti a non far cazzate. Attenzione, yellow flag, yellow flag. Ancora yellow flag, yellow flag. Si stanno... I commissari stanno levando alla monoposto.
Morbidelli comunque raga, super bomba su Steam, torna GP1, GP2, GP3, GP4. Ma lasciami, adesso stronzo! No, non ci credo. È una congiura contro il cume. Guarda, guarda, guarda! Fammi passare a fio della mignotta. Un secondo e 5 di vantaggio sull'inglese. Fuori De Cesaris, motore. Gara dura per i motori qui all'Estoril. Due giri alla fine. Two laps. Attenzione ancora yellow flag. Massimo più vicino. Quanti 8 decimi. Guardate se parlo poco, ma è un momento veramente importante. Per il mondiale, quasi decisivo. 7 vittorie contro 1. Senna 7 vittorie, con questa 8 se... Vabbè, stiamo zitti. Contro 1 eppure Mansell ancora aggrappato a sto mondiale. Perché purtroppo mi sono ritirato 2 o 3 volte e lui mai, praticamente. E ha fatto una tipo 200 secondi posti consecutivi. Rushed, he's not in a rush, he's got plenty of hands and he just wants to get it round comfortably. Yellow flag, one Nigel. Great drive, showing tremendous spirit in the middle of the race. Inizia l'ultimo giro. Overall, Senna vuole la sesta in 7 gare. McLaren veramente superba e monumentale. In the end, a fairly straightforward win. It looks like the seat just comes down to compete the lap, and wonderful drive, but a pretty boring second half of the race. It all got pretty processional towards the end. Piquet fuori, incidente per Nelson. Almost up to the last corner now. E Ayrton va a vincere l'ennesima gara al mondiale, quasi nostro. 1-3 su Mansell, non tanto di vantaggio, ma yes! Mamma mia! Grande Ayrton. Grazie, grazie, grazie. Raga, ultima gara per oggi, incredibilmente una gara iper favorevole, malissimo. Qualificazioni, 7° posto con Mansell però quinto che non è profitto. Pazzesco. Cerchiamo di far punti, sono abbastanza tranquillo, dopo mancano 2 gare, ce le spariamo nel prossimo video. Però è incredibile, qui a Barcellona gara iper favorevole, un cume e un Senna sotto le aspettative. Ragazzi, oggi possiamo vincere neanche matematicamente il mondiale, però devono succedere un paio di cose che non stiamo chiedendo in carica perché per la matematica sono una piccola di velocità, quasi imbarazzante. Very quickly, attenzione c'è Schumacher, attenzione, primo duello con Michael Schumacher, questo giovanissimo pilota. Chissà, ha un futuro questo Schumacher? Hamilton investito tutto su Michael. La partenza però di Ayrton. Per Patrese in first position. Oggi Mansell non sfrutta, attenzione al cuore.
right back inside it. Tremendously cheeky and wonderful stuff. Very quickly. No! Real racer stuff. And he's still trying. And the sparks flying, showing that there's a low ride height and a very heavy fuel load. So someone's going to complete lap one. C'è tensione, Yes, c'è and tensione. charging first lap because we've come to expect to great effect. Well, down in the pit lane, the man who's got the story for us. Hamilton può già vincere qui il mondiale. What is it, Jonathan? Well, apparently, Murray, what happened was that off the line was in first gear and got a lot of wheel spin. Il costruttore invece molto più in bilico. Abbiamo un giro completato qui in cata e mettiamoci anche Rogna. Fastest di Pat, fastest di Ayrton. Attenzione a prendere la scia di Jean. And they're really just chipping away at this fastest lap. There's nobody going quicker by leaps and bounds. Gara non semplice. No, GP4 lo sappiamo. Questi anni qua con i guasti dietro l'angolo. Basta un attimo, può cambiare tutto. Attenzione qua. Grave duello con Alesi. Meno male che non c'è Mansell prima. Zona podio Ayrton, zona podio, solo che Patrese e Berger hanno veramente un ritmo indiavolato. Per il momento. Layout partito attenzione alle Gini, come ha sverniciato Jean, signori. No? Non rischiamo. Qua però ho capito tutto, ma proprio inchiodato. Attenzione Alesi, Alesi! Motore in fiamme per Alesi. Ciao. Recupera una posizione anche Mansell però, Attenzione. Is absolutely flying round this circuit. Incredibile Alesi. Yes, Sempre looks like a sfortunato man il who means mitico Jean. business today. He's certainly charging. But you'll have to watch for the man trying to make the charge La behind striscia him. di Ayrton si interrompe, Vedo un Pat e un Gerhard belli agguerriti oggi. E ci sta. La prossima error manca Suzuka e Adelaide, mi sembra. Yellow Flag e Jean, probabilmente è Jean. Alesi fuori, motore lo sapevamo. Dai, giro record del Pat, stanno volando i primi, Importante però stare davanti a Gerhard. Is absolutely flying round this circuit. Yes, looks like a man who means business today. He's certainly charging. Dai. Anzi, dai Ayrton, dai. But you'll have to watch for the man Stiamo trying to make the guadagnando charge adesso, behind him. Ayrton non si accontenta, vuole chiudere il discorso qua. Molto bene. No, ho il passo per vincere oggi, Salvo colpi di scena. Mamma mia, ero rischiata qua.
No pass, no pass. New fastest lap of the race goes on the Però caption. fastest, cazzo. And they're really just chipping away at this fastest lap. There's nobody going quicker by leaps and bounds. L'ennesima cazzata di giornata. Yes pass, yes pass. Solo che vanno veloce anche gli altri perché non vedo un gran guadagno. Cioè 2 secondi, 2 di svantaggio, cazzo. Ecco, adesso vedo il primo settore comunque volo. Perdo un po' nel secondo. Ma sta volando adesso però. Ayrton vola. Dai fiori, dai. Mamma mia, siamo vicinissimi adesso. Ho recuperato 1 secondo e 1. Mamma mia, un fastest lap imbarazzante. Sto volando. And they're really Cazzo. just chipping away at this fastest lap. There's nobody going quicker by leaps and bounds. Dai Berger, sul tuo compagno, sono salutando per il mondiale. Non si rompe i maroni Gerard. Grazie Gerard, grazie. Grazie Gerardo. E adesso se prendiamo anche la posizione di Patrese, probabilmente. È matematica. Ma stiamo buoni. Stiamo zitti e stiamo buoni. Forse anche così è matematica, non lo so, non voglio neanche pensarci. Non ci voglio pensare, scusate. Sono troppo teso per formulare frasi importanti. Dai, cacchio. Ayrton vuole la vittoria, per lui ogni gara è la gara, appunto. Non fa calcoli, no calcoli. No, inizia l'ultimo giro e Patrese si sta cagando addosso, ufficiale. Abbiamo recuperato 3 secondi in 2 giri praticamente. Si vuole difendere per la prima posizione che per il titolo costruttori. He doesn't want to be rushed. He's got the run. He's got plenty in hand. And he doesn't E l'ultimo giro. to the finish. But great driver, showing tremendous spirit. Mamma mia, il re. Ayrton the King. O the King. That really was tremendous racing. All'ultimo giro ci prendiamo la vittoria. So, in the end, a fairly straightforward win. It looks like as he just comes around to complete the lap. And wonderful cosa ha drive. fatto Ayrton, A però? pretty boring second half of the race. It all got pretty processional towards the end. Yes, almost up to the last corner now. Però attenzione Patrese qua fa un numero però, il numeraccio del Pat purtroppo. Ayrton non l'accetta, però è troppo forte per accettare. Lungo. Vince Patrese, incredibile. Bravo Pat. Bravo il Pat. Non me l'aspettavo proprio, mi ha sverniciato da campione. Bravo Riccardo Patrese. Grande vittoria. Va bene così. Ragazzi, Ayrton è campione del mondo, 20 punti. Può solo pareggiare il punteggio Mansell, ma ha solo una vittoria contro le nostre 8, quindi è finita. 3 volte campione Ayrton, 89. Cioè, no, scusate, 88, 89 e 91. Qua l'albo d'oro è già aggiornato. Adesso manca costruttori, che invece questa è una bella lotta. Mancano 2 gare, abbiamo solo 6 punti di vantaggio, quindi il mondiale costruttori è apertissimo. Da vedere il primo punto in carriera per Michael Schumacher, in un inglese o in madrelingua. Dai, il primo punto per Schumacher è bello, è stagione 91.
questo è comunque un momento storico per la serie commendiale. Raga, sotto il quadrante veneziano ci becchiamo per le ultime 2 gare e poi andiamo subito a bomba con la season 92. Ciao!